professor Bruno Siciliano, professore di robotica, Università Federico II. Professore, a Napoli il centro della robotica mondiale? Diciamo che in Italia abbiamo un'eccellenza della robotica e questo è percepibile sia dai gruppi di ricerca universitari che di quelli dei centri di ricerca tipo l'Istituto Italiano di Tecnologia, ma anche delle numerose start-up e poi anche la tradizione nel settore classico della manifattura, della meccatronica, no? Dell'industria italiana. Ci sono state almeno due generazioni. Io probabilmente appartengo ormai alla prima generazione di robotici che si sono fatti valere, no? A livello internazionale, però è bello vedere in questo convegno sulla robotica sociale e l'intelligenza artificiale, che è la prima volta che si tiene qua a Napoli, è bello vedere un sacco di giovani che si avvicinano alla robotica. E un altro aspetto che voglio sottolineare, ne parlavo proprio con una delle ospiti illustri, con Anouk Wiprecht, il fatto che più del 50% della partecipazione di giovani a questo convegno è di fanciulle, di donne. Perché? Perché la robotica, soprattutto per gli aspetti di well-being, della salute e quindi anche dell'interazione sociale, va a trarre parecchie esperte di robotica che vengono, ovviamente, data la tematica della robotica interdisciplinare con una forte connotazione scientifica, oltre i limiti della tecnologia, va a trarre diciamo, giovani che si interessano anche delle implicazioni di tipo etico, giuridico, sociologico, psicologico, economico, e quindi in qualche modo si propone come, ecco, Napoli poi ha avuto sempre una tradizione, no? Multiculturale e inclusiva, no? per natura. E tra l'altro quest'anno abbiamo raggiunto i 300 partecipanti del convegno. Pensiamo che 10 anni fa, quando questo convegno era un po' alle prime edizioni, i partecipanti era un settore di nicchia, la robotica sociale, e aveva numeri che viaggiavano su 30-50 partecipanti. Quindi, insomma, ancora una volta Napoli ha attratto come dire, giovani più o meno da tutta Europa e anche dall'Asia e qualcuno addirittura dall'America. Peraltro c'era una vicinanza temporale con un altro convegno importante che si è tenuto a Eindhoven nella ultima settimana di agosto. Ciò nonostante, la partecipazione qua a Napoli, dopo appena 2 o 3 settimane di distanza, soprattutto per quelli che vengono da oltremare, è stata come dire, veramente, diciamo, come dire, al di là forse delle aspettative. Grazie professore per questo spaccato, per ricordarci che ci sono tanti giovani che si avvicinano alla tecnologia, alle nuove forme di tecnologia, tante donne. D'altra parte tecnologia è al femminile, è un nome coniugato al femminile, quindi diciamo che rende bene l'idea. E buon lavoro e speriamo di rivederci presto con qualche altra novità. Esatto, sarà solo un piacere.